spiegatemi, vi prego! Ma spiegatemi, insomma, cos'è questo capriccio? Lasciatemi, vi dico! Andatevi a nascondere! Le persone si ascoltano, Però senza arrabbiarsi. E io voglio arrabbiarmi e non voglio ascoltare! questi vostri furori, Io non posso capirli. anche se siamo amici. Amici! Cancellatevi dalla vostra rubrica! Dopo che ho visto come siete in realtà, vi dico chiaro e tondo che non lo sono più. Non c'è posto per me tra la gente corrotta. Ma di che cosa? Oh Cesare, io mi dovrei accusare. Andiamo! Al vostro posto morirei di vergogna! Mamme! Vi vedo seppellire di baci un vostro simile, dirgli parole dolci, le parole più tenere, gli giurate amicizia, vedo che gliela protestate con abbracci furiosi, e quando mi domando, ma quello lì chi è? Voi non sapete dirlo, non ricordate il nome. Terminati gli abbracci, sparita l'amicizia. Se vi esercito io così, volerei impiccarmi io. Non credo che il mio caso valga una corda al collo. Egli dirà di più, non ve ne abbiate a male se io mi faccio grazia con vostra buona pace e a non mi impiccherò. Basta proprio le due solidi, fare gli spiritosi. E allora siamo seri, come bisogna essere. Sinceri, bisogna essere sinceri. Non dire una parola che non esca dal cuore. E se ti viene incontro uno che ti conosce, se ti bacia e ti abbraccia, non devi ricambiarlo. Cosa fai? Non rispondi? Non rispondi all'abbraccio e non gli dici caro se lui ti dice caro. No! Non la mando giù proprio questa brutta abitudine. Questo farsi le feste che va tanto di moda. Non c'è niente che odio più delle contorsioni di questi grandi acrobati del vivere sociale, questi eterni impiegati del servizio mondano, questi cerimoniali della futilità che sparano qua e là complimenti a casaccio, colpendo alla rinfusa chi li vale e chi no. Ma che senso può avere che uno venga lì a farti le carezze, a dirti che sei un genio, se la stessa carezza 5 minuti dopo, così com'è di corsa, è rivenduta a un tanghero? Non c'è anima nobile, non dico signorine, che abbia voglia di elogi così prostituiti, e se poi è vanitoso, che cosa ha da gioire nel vedersi abbassata al livello di tutti? Ogni stima rivela anche una preferenza. Estimare chiunque, estimare nessuno, per voi non è così, questa moda mi piace, per Dio, state alla larga, e da me, cari miei amici,